Un cantiere lungo 1 chilometro, quello inaugurato dall'assessore ai lavori pubblici Andrea Michalizzi, che, disaggia parte per i lavori, dovrebbe portare un miglioramento nella viabilità di via Gradenigo, una delle vie d'accesso al Portello. I lavori riguarderanno il tratto compreso tra via Ognissanti e Porta Portello. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo percorso pedonale e di una pista ciclabile a ridosso delle mura per un investimento complessivo di 500.000 euro. Interverremo sia sulla parte adiacente alle mura del 500 per ridare dignità e bellezza a questo lato e quindi un intervento che darà risalto a questo luogo con una parte ciclabile e pedonale, e quindi la parte a ridosso delle mura sarà la parte quella che consentirà la passeggiata. Ci sarà anche un riordino della strada e la riorganizzazione dei parcheggi con il posizionamento di nuovi alberi. Tutta via Gradenigo, inoltre, diventerà a senso unico di marcia e le auto potranno viaggiare solo in direzione di Porta Portello. I lavori si concluderanno entro ottobre. Concludiamo completando la piazza davanti Porta Portello. La precedente amministrazione voleva eliminare la parte a piazza, noi invece riprenderemo con questi lavori quanto era stato fermato prima, e quindi posizioneremo finalmente l'arredo